grande, perché c'è quello del porticciolo, no? E avrete notato che c'è un accumulo naturale in base alle correnti di sabbia. Vogliamo semplicemente aiutare questo accumulo conferendo sabbia, poi, in modo tale che si formi una spiaggia davanti al Lazzaretto e un'altra spiaggia davanti alla diga del porto, perché sono i due luoghi dove c'è già una spiaggia e quindi bisogna solo aiutare questo con conferimento di sabbia il lavoro dell'ambiente, il lavoro naturale. Abbiamo finito? È finito. Bene, io termino qua. Gli importi sono solo per il Parco degli Anelli e per i primi interventi su Santeria di 20 milioni di euro più 15, quindi 35 milioni di euro di investimento, un importante investimento sul quartiere, ai quali si aggiungono ovviamente gli altri investimenti sulla metropolitana, sul palazzetto dello sport, sullo stadio e anche sulle connessioni, perché vorremmo riqualificare la strada che porta alla spiaggia dello Scoglio, consentendo anche una riqualificazione del percorso che conoscete, che porta fino al faro di Calamosca, perché da lì poi scendendo si arriva direttamente al Poetto, no? E quindi una connessione da via Roma, di fatto dal centro storico, passando per Santeria fino al Poetto. Grazie mille, grazie alla Presidente della Regione, grazie